Primi segnali di cambiamento di tempo dalle nostre parti. Stanotte un improvviso quanto veloce temporale ha scatenato tutta la sua potenza lungo la fascia costiera tra Lignano e Latisana, per fortuna senza far registrare danni degni di cronaca. Un mix di fulmini, saette e lampi ha rotto la quiete di una torrida sera di fine luglio. Il fortunale si è sviluppato poco dopo mezzanotte tra Grado e Lignano, per la precisione nei pressi di Porto Buso, come documenta il fermo immagine del radar. In pochi minuti ha raggiunto la costa con il suo carico ben corposo. Vista la situazione e la minaccia incombente, ci si stava per preparare al peggio. Per fortuna il temporale ha solo offerto uno spettacolo di luci indescrivibile da lasciare il pubblico con il fiato sospeso. 1 migliaio di fulmini hanno colpito il suolo con precisione chirurgica. Per fortuna, come detto in apertura, alla fine nulla da segnalare, se non il leggero calo delle temperature rispetto a quelle tropicali delle scorse ore.